Nella nuova legge sul turismo, per la prima volta, il Consiglio regionale ha inserito l'area della Pedemontana Veneta, l'alta marca per la provincia di Treviso, tra le aree tematiche e territoriali prioritarie per il turismo della regione, insieme a Venezia e la Laguna, le Dolomiti, il lago di Garda, il mare e le spiagge, le terme euganee, il Po e le città d'arte. L'area compresa tra le montagne e la pianura della provincia di Treviso, conosciuta appunto come Alta Marca, ha più volte dimostrato di avere tutte le potenzialità per creare un turismo alternativo, grazie non solo a storia, arte, cultura e tradizioni, ma anche a produzioni agroalimentari e artigianali di pregio, sport e manifestazioni. Questo ci ha permesso di riconoscere questo territorio, questo ruolo di sviluppo turistico che ha sempre avuto, ma non è mai stato riconosciuto nella maniera adeguata. Un turismo che si è sempre proposto un'area di prossimità, quindi non ha mai avuto la possibilità di uscire dai confini locali, che invece ha questa ambizione di farsi conoscere soprattutto nei mercati del nord Europa. Qui troviamo di tutto, dalla cultura, l'enogastronomia, la storia, anche una porzione di territorio ancora abbastanza integro, che visitarlo sarà sicuramente una buona opportunità di vacanza. La nuova area turistica, la cui promozione sarà gestita dalla Regione, va ora adeguatamente attrezzata per accogliere i nuovi flussi di turisti attesi. Va proprio in questa direzione il progetto Turismo Pedemontano Veneto, presentato di recente a Marostica e realizzato da 5 GAL che insistono sul territorio pedemontano. I gruppi di azione locale, incaricati di gestire all'interno di zone definite a livello regionale aree rurali, parte dei fondi del programma di sviluppo rurale Veneto 2007-2013, hanno avuto a disposizione un budget di 1.320.000 euro per finanziare interventi mirati nei comuni della Pedemontana. Il master plan che è stato realizzato in realtà va a coprire una fascia molto grande di 3 province e i primi comuni interessati sono una cinquantina nel territorio del GAL Valdo Lesinia, nel Veronese, Montagna Vicentina e Terra Berica nel Vicentino, Alta Marca e Terre di Marca nel Trevigiano. 50 comuni, ma poi una rete, un network tra questi comuni che ovviamente conosceranno tutto quello che viene fatto in un territorio più vasto. Per promuovere le loro bellezze, questi comuni faranno squadra anche con le 8 strade del vino che attraversano le 3 province, con la fitta rete delle piste ciclabili regionali e con la nuova rete escursionistica veneta. E per aiutare il turista ad orientarsi sul territorio saranno costruite delle aree apposite di sosta che fungeranno anche da punto informativo. Ci sono delle piazzole cosiddette informative che sono vicino alle strade, sono tutte su proprietà pubblica in modo che sia garantita anche la manutenzione nel corso degli anni ed è pensato dalla Regione che ci sia un'informazione attraverso dei totem interattivi. Questi totem saranno collegati con veneto.to che è il sito turistico regionale, poi ci saranno dei tabelloni invece specifici per le singole aree secondo uno schema che rimanda sempre attraverso il QR code alle schede di veneto.to e poi c'è ovviamente una rete di tabelle e informazioni che sarà di migliaia di tabelle e informazioni che saranno intanto realizzate in questi 50 comuni avendo a mente sempre non le piccole cose ma i percorsi che già ci sono. Nel Trevigiano sono stati finanziati interventi in 10 comuni, 3 nelle Prealpi, 3 nell'area del Monte Grappa e 4 al confine con il Friuli. Con questo progetto andremo a realizzare 6 aree attrezzate per la sosta e l'accoglienza di turisti visitatori con comuni standard progettuali e un'immagine coordinata. Le aree saranno localizzate in punti strategici da cui partono i principali itinerari di visitazione del territorio. Gli interventi che verranno realizzati nel territorio saranno volti prevalentemente alla messa in rete di tutti gli itinerari turistici già esistenti come le strade dei vino e gli itinerari cicloturistici. Nel Vicentino, dove verranno realizzate opere in 36 comuni, si è puntato sul rafforzamento delle ciclabili a partire dall'anello dell'Alta Via dei Berici. È un percorso in alta quota, in quota collinare, per noi è alta nel senso che circa 300-400 metri, ma a seconda poi dei comuni che attraversa, fatto questo circuito di strade comunali dismesse, quindi molte strade sterrate, posti panoramici molto belli, scorci, valli, paesaggio, bosco. Perché è ghiotta l'occasione nel promuovere sì la Pedemontana, ma ricordiamo che la Pedemontana fa da anello di congiunzione tra la montagna veneta
e vicentina e la città di pianura e città d'arte. Ecco, dare al turista la possibilità di usufruire di tutto il territorio, far conoscere tutto il territorio, credo che questa è la prima volta che viene fatta nel Veneto ed è una grande soddisfazione. Nell'area di Verona invece sono stati finanziati interventi in 4 comuni appartenenti alla strada del vino Valpolicella. Colleghiamo quello che è la nostra realtà, quindi il lago di Garda, con la montagna veronese, la nostra splendida Lessinia, che è un altopiano e si presta molto a questi percorsi naturalmente che sono facilmente praticabili da tutti. Quindi vogliamo portare quella grandissima massa di turisti che arrivano a Verona e sul lago di Garda sulla nostra montagna attraverso la pedemontana veneta.